Siamo in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Oggi ci attende una colazione davvero particolare, la colazione con Asco Trade. È possibile sviluppare un business all'interno di un contesto informale? Oggi cercheremo di capirlo. Beh, è un'idea molto semplice, in verità è l'idea di far incontrare gli imprenditori alle 7:30 del mattino, un'ora, 7:30, 8:30, perché poi si va tutti a lavorare. Quindi l'unica fascia oraria dove potevamo veramente incontrarci in tranquillità, freschi, riposati, con tanta voglia di fare, era quella delle 7:30 del mattino. Un'idea che ha avuto dall'anno scorso un grande successo. Oltre 200 imprenditori sono venuti a fare la colazione con noi l'anno scorso, quest'anno siamo già alla seconda tappa, la prima l'abbiamo fatta 15 giorni fa a Pordenone, oggi siamo a Treviso e come avete visto la saletta è piena, no? La gente ha voglia di fare, ha voglia di incontrarsi, ha voglia di conoscere altri imprenditori, ci sono anche le giovani start-up. Quindi diamo anche a loro la possibilità di entrare nel mercato, di confrontarsi, di imparare e di sfidarsi, che questo è un po' il senso della nostra colazione. Un'occasione per essere generativi e per cominciare ad entrare sempre di più nel mondo della cultura e dell'impresa. Molto interessante questa occasione che ci è stata data e speriamo di riuscire a portarne a casa dei frutti, insomma. E quindi l'idea è quella di salutare gli imprenditori che vogliono fare networking in questa iniziativa con un dolce che in tutto e per tutto rappresenta questo territorio, i lati positivi, i valori positivi, ma anche dentro ci sono i prodotti che riguardano appunto il nostro territorio. Guardi che il business, gli imprenditori, le occasioni nascono esattamente in queste situazioni informali, no? Si dice sempre che gli affari si fanno a tavola, no? Questo è uno dei modi di stare a tavola, si fa in piedi, si beve un caffè, si mangia una brioche e si assaggia il tiramisù e si parla, ci si conosce, l'imprenditore è questo.